Buona domenica a tutti i nostri telespettatori. Focus TG, siamo in diretta. 23 gennaio, sono le 12:04. Come d'abitudine di domenica vi terremo compagnia per un'ora, quindi circa fino alle 13, per portare a casa vostra l'informazione, le novità del Veneto e dal Veneto. E allora apriamo subito la pagina dedicata alla sanità, perché arrivano importanti novità, come vi dicevo, che riguardano questo aspetto. Noi andiamo a riascoltare quello che ha detto ieri il presidente Luca Zaia, che insomma, dopo aver parlato di deboli ma importanti segnali di miglioramento sul fronte della pandemia, ha annunciato alcune importanti novità per quanto riguarda i tamponi. I tamponi di fine quarantena si possono già fare in farmacia per i contatti scolastici e la fine quarantena. Il fine isolamento, ecco qua, può andare anche in farmacia o anche dal suo medico di base o dal pediatra di libera scelta, che praticheranno il test utilizzando un test di prima generazione. Da lunedì il tampone di fine quarantena fiduciaria dopo un contatto con positivo o per contatto scolastico, ma anche il tampone di fine isolamento di un soggetto positivo potranno effettuarsi presso il proprio medico di base o, ed è la novità più importante, nelle farmacie gratuitamente. La spesa infatti avrà la copertura della Regione, che ha messo a bilancio 5 milioni di euro. Nella tarda serata di ieri è arrivata l'attesa lettera del Ministero della Salute, firmata dalla responsabile della prevenzione, professor Rezza, che dà il definitivo via libera ad un provvedimento che vede già pronta la delibera di giunta che ne recepisce i contenuti. Sempre nella stessa giornata verrà attivata una nuova piattaforma regionale. Nel momento in cui sei positivo, entri come per prenotarti il vaccino con la stessa modalità e ti prenoti il tampone. A 7, te lo spara già a 7 giorni o a 10 giorni in base al tuo stato vaccinale. Quando c'è il positivo, già da lunedì arriverà un messaggio. Ti arriva un messaggio che ti dà il link per entrare e fissarti il tampone. Per chi poi è in possesso dello SPID ci sarà la possibilità di scaricare direttamente dal portale il certificato di guarigione o quello di inizio isolamento. Iniziative che arrivano al termine di una settimana che lo stesso Zaia aveva annunciato cruciale per capire la direzione della pandemia in Veneto, e di fatto lo è. Possiamo dire che verosimilmente da un po' di giorni si sta calando. Oggi il bollettino conta 35 pazienti in meno nelle ultime 24 ore in Veneto, 14 di questi hanno lasciato le terapie intensive. Attualmente l'occupazione dell'area medica è al 17%, 3 punti al di sotto della soglia dell'area arancione, 25% l'occupazione dei reparti intensivi, 5 punti sotto l'arancione. Significativo proprio il dato che arriva dalle rianimazioni. Da 18-20 persone in ingresso al giorno siamo alla metà. E a proposito della nuova piattaforma regionale che sarà attiva da domani, dal 24 di gennaio, la dottoressa Russo della Prevenzione del Veneto ha dato delle specifiche in più, ha utilizzato il suo tempo a disposizione durante la conferenza stampa per chiarire alcuni dettagli. Vediamoli insieme. Eccola la nuova piattaforma regionale, attiva da lunedì, a cui si potrà accedere dall'indirizzo sorveglianzacovid.0.veneto.it per semplificare l'accesso diretto dei cittadini, ma anche per supportare le ULSS in alcuni aspetti della gestione dei nuovi casi di positività. 4 le sezioni in cui è diviso il portale, ad iniziare da quella informativa, che dice che cosa significa isolamento, cosa significa quarantena e che cosa bisogna fare. Poi ha la possibilità di accedere alla prenotazione del tampone, come abbiamo detto, questo senza SPID. Nel caso in cui il soggetto risulta ancora positivo, questa è un'altra cosa che abbiamo inserito nel provvedimento del nuovo piano di sanità pubblica, può rifare il tampone non più aspettando 7 giorni, ma abbiamo accorciato alla metà. Quindi fra 3-4 giorni. Chi è in possesso dello SPID può fare un passo ulteriore. C'è una scheda personale, quindi Francesca Russo, io posso cliccare se sono sintomatico o asintomatico. Questo per noi è importante perché è la stessa domanda che fa l'operatore praticamente quando telefona.
Per chi invece ha già in mano l'impegnativa del suo medico con la prescrizione del tampone, ci saranno delle slot a disposizione alternative. Se entra nel sistema non può prenotarsi direttamente da questo, ma lo collega all'azienda ULSS. Intanto in queste ore si sta lavorando per implementare i sistemi informatici delle farmacie, dove sempre da lunedì si potranno effettuare gratis i tamponi di fine isolamento e fine quarantena anche per i contatti scolastici. Devono andare in farmacia portando o il foglio che le è stato consegnato dalla scuola oppure quello che hanno da parte dell'ULSS e quindi fanno il test. Per quanto riguarda il fine isolamento, anche lì è chiaro che bisogna avere o la mail dell'ULSS oppure insomma del medico. E la dottoressa Russo insieme al gruppo di lavoro nazionale è impegnata per rivedere le regole delle quarantene. Il presidente Zaia ha ribadito la necessità di rivedere il concetto di caso e di concentrarsi sugli asintomatici, con la proposta del Veneto che prevede per il vaccinato con 3 dosi, se asintomatico, solo 3 giorni di quarantena. E poi c'è il nodo più difficile da districare, quello delle scuole, con una prima modifica comunicata ieri sera che riguarda gli studenti con disabilità nel caso di 2 o 3 positivi in classe. I disabili possono con l'organizzazione della scuola, se questa lo consente, continuare in presenza. All'inizio della prossima settimana le regioni che hanno già presentato le proprie proposte incontreranno il governo. Noi ci aspettiamo una risposta positiva. Queste sono le novità che riguardano la parte dedicata alla sanità, ai tamponi e alla gestione dell'epidemia Covid, ma in questi giorni altro tema di attualità è quello del nuovo DPCM. Allora, prima di concederci un break pubblicitario, andiamo a scoprire insieme alcune delle novità contenute nel nuovo DPCM. Andare alle poste a ritirare la pensione non è considerata attività essenziale a cui si potrà accedere senza Green Pass dal 1 febbraio prossimo. È la principale novità contenuta nell'ultimo decreto del presidente Draghi per costringere alla vaccinazione chi ancora stoicamente resiste. Un provvedimento controverso ma coerente con la linea fin qui tracciata dal governo. Io sono molto d'accordo, sono pro vaccino, terza dose già fatta. Secondo me no, non lo trovo giusto. Dovranno pensare a qualche altro escamotage affinché i pensionati vadano a ritirare la pensione. Per me doveva essere anche già obbligatorio già da prima. No, non è giusto perché loro poverini non vedono l'ora a tempo di oggi che c'è crisi di prendere pensione. No. Non so cosa dire perché è una scomodità il Green Pass, ma se si vuole è meglio averlo. Si può far tutto, però non ritirare la pensione, mi sembra una cosa. Io per fortuna va in conto, però ci sono quelli che purtroppo vanno a prendersela. Di solito sono quelli che sono più anziani, che non hanno niente. L'altra novità contenuta nel DPCM e che ancora non era stata definita è l'accesso alle tabaccherie. Gli esercenti dovranno controllare il possesso e la regolarità della certificazione verde dei propri clienti. È sbagliatissimo questo PCM perché ci impiego più tempo a visualizzare il Green Pass che non fa vendere un pacchetto di sigarette. Non vorrei essere nei loro panni perché già lavorano poco. Credo che creerà anche delle tensioni sociali difficilmente gestibili e facilmente comprensibili. Non c'è nulla da commentare perché siamo stati in piena pandemia ed eravamo come categoria essenziale e non chiedevamo né Green Pass, nulla, ma eravamo sempre qui sul pezzo e invece ora con questa nuova normativa io non sono d'accordo. Ma io penso che sia un sistema per limitare un po' la diffusione, per cui va bene anche così, insomma. Sono proprio demoralizzata, soprattutto noi tabacchini che si prende poco. E in più che la gente resta fuori, ancora peggio. Scelta strategica, è giusto che tutti rispettino le regole e che si cominci proprio dalle piccole cose. In questo modo forse ne usciamo. Se avessero fatto il vaccino obbligatorio già da tempo non ci sarebbe bisogno di tutti questi che dopo uno non sa più cosa deve fare, cosa non può fare, cosa può fare. Ecco. Ci prendiamo 2 minuti di pausa e torniamo subito con voi.
Ben ritrovati a Focus TG, domenica 23 gennaio, siamo in diretta. Allora, nella prima parte della nostra edizione di oggi abbiamo cercato di fare chiarezza sulle novità che riguardano sia il DPCM sia soprattutto la parte relativa al mondo della sanità, della gestione e dei controlli anti-Covid e insomma di tutte le novità che riguardano lo screening, il tracciamento e la possibilità di prenotare i tamponi direttamente poi in farmacia con tamponi gratuiti. Insomma, un mix di informazioni importanti. Adesso cambiamo argomento perché parliamo di scuola in difficoltà. Ci spostiamo nel Vicentino, i dirigenti scolastici sono oberati di lavoro fra assenze, mancanza di personale, classi in quarantena e allora rivolgono un appello al governo per modificare l'attuale protocollo. Sta succedendo che la scuola è pesantemente in sofferenza e quello che noi richiediamo è che ci sia maggiore chiarezza e soprattutto si dovrebbe intervenire sulle procedure. Ciò che noi segnaliamo non ha alcun significato di lamentazione di alcun tipo, ma deve essere inteso come un contributo per migliorare la situazione, che ad oggi è molto pesante e in qualche caso insostenibile. Semplificare il protocollo di gestione dei casi di positività in classe è l'appello accorato che arriva dai dirigenti scolastici, che sottolineano un cortocircuito di competenze, ironizzando sull'acronimo DS. Non siamo direttori sanitari, dicono, ma dirigenti scolastici. Non siamo naturalmente un'autorità sanitaria e il decreto prevede che noi diamo comunicazione alle famiglie e agli studenti dei provvedimenti che vengono assunti. Noi comunichiamo quelli che sono di diretta nostra competenza, e cioè a dire la didattica in presenza o a distanza. Questi sì sono provvedimenti di nostra competenza, ma diamo conto anche di ciò che la legge, il decreto legge prevede, e cioè la quarantena o l'autosorveglianza. In questi due casi ovviamente non si tratta di provvedimenti di nostra competenza, ma sono provvedimenti di competenza dell'autorità sanitaria nel SISP. Storture figlie del periodo che fa i conti con l'elevato numero dei casi da dover gestire e con problematiche ad esso correlate, come la difficoltà di reperire supplenti per sopperire al personale sospeso, che incide in minima parte rispetto ai numeri invece di chi è in malattia. Salti mortali per garantire il servizio, attingendo a graduatorie e messe a disposizione, ma trovare docenti di matematica, fisica, chimica e informatica resta un problema. Cerchiamo di andare a reperire le migliori qualifiche nella situazione data. Ed è tanto più difficile trovare le migliori qualifiche nelle materie che prevedono una laurea di tipo scientifico, che come tutti sanno sono molto richieste nel mercato del lavoro. Restiamo a parlare di scuola, restiamo a Vicenza, perché nel territorio di competenza dell'ULSS 8, pensate, sono 209 le classi in quarantena e ben 463 quelle in monitoraggio. Allora l'appello che lanciano anche i pediatri di libera scelta è quello di vaccinare il più possibile. Scuole che continuano ad essere sorvegliate speciali. A poche settimane dal rientro sui banchi aumenta il numero di contagi e quarantene. Solo nel territorio di competenza dell'ULSS 8 la fotografia parla di 463 classi in monitoraggio, che equivalgono a circa 9.260 ragazzi in osservazione, e di 209 classi in quarantena, che equivalgono a 4.180 ragazzi a casa. Di queste 209, 7 sono classi dei nidi, 77 delle scuole d'infanzia, 50 delle primarie, 22 delle secondarie di primo grado e 53 delle secondarie di secondo grado. Dall'ULSS e dai pediatri di libera scelta si rinnova l'appello alla vaccinazione, che in questo weekend ha un'attenzione in più proprio alla fascia d'età 5-11 anni, con un nuovo Open Day a Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore dalle 8 alle 19. Obiettivo sostenuto dai pediatri è quello di alzare il livello di copertura, sia per proseguire il più possibile con regolarità le attività scolastiche, sia per bloccare la circolazione del virus in una fascia di popolazione
particolarmente esposta per il minor tasso di vaccinazione. Nell'Ulsotto raggiunge il 34% rispetto agli adulti, sia per l'elevato numero di contatti stretti giornalieri. L'invito è quello a non sottovalutare le conseguenze del virus. Il Covid è una malattia che per fortuna ha numeri abbastanza bassi di come bambini deceduti. C'è qualche complicanza a distanza importante che però non coinvolge tantissimi bambini. Direi che dal punto di vista psicologici i danni sono importanti, perché questi bambini qua, questa generazione di bambini sono costretti a rinunciare alla socializzazione, se ne rimangono a casa da scuola per settimane intere, con il rischio di quando ritornano solamente per pochi giorni, perché se si positivizza un compagno di classe questi ritornano a casa. Negli anni, secondo me, decisamente questi bambini porteranno i segni di questa, socializzazione a tratti. Restiamo a scuola, ma ci spostiamo sui banchi per una storia che è un po' dell'incredibile, perché quando la maestra ha chiesto in classe ai bambini di scrivere sul loro diario qualcosa, insomma, che gli piacesse, una lettera, ebbene, Gioele, 9 anni, ha deciso di dedicare le sue parole a un amico speciale, un amico che non conosce, ma che conosciamo un pochino tutti. Si tratta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ebbene, le parole, questa lettera di Gioele è partita da Fara di Soligo, è arrivata fino all'ufficio del Capo dello Stato, che ha risposto di suo pugno. Caro Gioele, ti ringrazio molto per le parole che hai scritto per il diario a mio rispetto e ti invio gli auguri più affettuosi per il tuo futuro. Un caro saluto, Sergio Mattarella. Seduto al suo banco nell'aula della quarta A della scuola elementare di Soligo, Gioele, 9 anni, legge la lettera che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, gli ha inviato in risposta alle parole che il bambino ha scritto nel suo diario scolastico e che la maestra, tramite la parlamentare Angela Colmellere, è riuscita a far arrivare al Quirinale. Gioele gli ha scritto come a un amico, dopo essere rimasto colpito dal suo discorso di fine anno e da una frase in particolare. Dalle difficoltà si esce solo se ognuno di noi compie il proprio dovere fino in fondo. Voglio gridare questa frase a tutti gli italiani, perché se tutti facciamo così l'Italia sarebbe un posto migliore. Non dunque il Sergio Mattarella che esulta agli europei di calcio, non quello che durante il lockdown scherza sui capelli nei fuori onda ha colpito Gioele, ma il presidente serio e composto che in chiusura di mandato chiede a ciascuno di fare la propria parte. Diceva che quelli che si fanno il vaccino sono maturi. E io sono d'accordo con lui. Tu sei andato a farlo? Sì, la seconda dose ieri. E quindi ti senti di aver fatto la tua parte? Sì, esatto. Quando avete visto questa busta cosa avete pensato? Che Gioele ha ragione. Questa forse è proprio la dimostrazione che un presidente ha scritto a un bambino e questo bambino aveva capito che Sergio poteva essere l'amico di tutti quanti. Il fatto di avere un qualcosa che parta dai bambini in classe è ed è stato in questo caso di stimolo per portare l'attenzione in maniera vicina anche alla classe rispetto a queste tematiche. Considerare il Presidente della Repubblica Italiana un amico quindi significa condividere dei valori alti. Gioele è triste che Mattarella concluda il settennato, ma come tutti gli italiani segue con curiosità l'elezione del suo successore. C'è molta aspettativa e insomma staremo a vedere che passo di giorno in giorno verrà fatto proprio per arrivare alla proclamazione del Presidente della nostra Repubblica. Ancora una piccola pausa pubblicitaria, 2 minuti e torniamo con voi. Focus TG, sono le 12:28, siamo in diretta, vi terremo compagnia e vi terremo informati per un'altra mezz'ora abbondante fino alle 13. E allora abbiamo
esplorato insieme le novità del nuovo DPCM, le novità che riguardano la sanità, le problematiche della scuola. Ci ha strappato poi un sorriso la bella storia di Gioele, di 9 anni, che riceve una lettera dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Adesso ci spostiamo a parlare di una problematica, di una piaga che affligge il mondo del sociale. Il Covid ha ampliato le distanze tra noi e insomma, il sindaco di Cartigliano, l'onorevole Germano Racchella, lancia un appello, un grido d'allarme ai giovani, agli adulti, agli anziani, alle associazioni, alle istituzioni, invitando tutti a riunirsi, chiaramente nel rispetto delle normative anti-Covid, ma a tornare a far battere quel cuore che ha tenuto in vita l'anima dei piccoli paesi. Vediamo. Oggi da sindaco voglio lasciare questa riflessione, o meglio questo sfogo, dopo un'attenta analisi di una delle mie paure più grandi come amministratore. Purtroppo siamo tutti più poveri. A tante persone il Covid non ha solo svuotato le tasche, ma anche lo spirito. E via via è svanita la convivialità, si sono spenti gli entusiasmi, si sono ampliate le distanze pur restando tutti dove eravamo. Non ci siamo mossi eppure ci siamo persi. Il senso di smarrimento di cui parlo è quello dell'associazionismo dell'impoverimento sociale. Come sindaco di un piccolo paese che ha saputo dimostrarsi grande quando ce n'è stato bisogno, non posso restare indifferente davanti a questa vera e propria emorragia sociale. Senza dubbio alcune norme hanno giocoforza costretto tutti noi ad annullare eventi e limitare molte iniziative. Ma niente può e deve spegnere quella fiamma che bruciando dentro di noi ci ha permesso di fare grande il Veneto. Siamo un popolo che ha sempre saputo reagire, che ha sempre reagito da popolo. Lo spirito di iniziativa, la collaborazione, la partecipazione, la laboriosità sono i nostri tratti distintivi. Non dobbiamo assolutamente perderli. Giovani, adulti, anziani, famiglie, istituzioni, imprenditori, amministratori, educatori, artisti, sportivi, artigiani, uniamoci, unitevi, riunitevi. Il Veneto ha bisogno di voi, i nostri paesi hanno bisogno di ritrovare la loro anima sociale per non trasformarsi in aridi dormitori. È triste vedere i cinema parrocchiali vuoti, i teatri chiusi, le sedi delle associazioni deserte. È vero, servono aiuti, servono risorse, servono idee. Ma intanto arginiamo l'impoverimento sociale, fermiamo questa emorragia, torniamo a dare un'anima ai luoghi che amiamo. Facendolo saremo tutti più ricchi e soprattutto saremo in grado di lasciare ai nostri figli un'eredità che nessun virus potrà contagiare. Da una problematica sociale a una che riguarda invece l'economia, o meglio anche la gestione quotidiana dell'economia domestica, definiamola così, perché parliamo del rincaro delle bollette. Il 2022 si preannuncia un anno complicato per le famiglie, per gli imprenditori, per gli artigiani. Noi ieri abbiamo fatto un giro a Bassano del Grappa durante il mercato settimanale per cercare di capire i bassanesi come decideranno di affrontare questo momento di difficoltà. Ebbene, in tanti hanno detto che sono disposti, o meglio costretti, a tirare la cinghia. Un 2022 appena iniziato, ma possiamo già dire chiaramente che uno dei temi più caldi di quest'anno sarà sicuramente il caro bollette. Famiglie e lavoratori che vedranno luce e gas aumentare del 300 e 400% in un solo anno. E siamo andati tra le vie della città per raccogliere la voce dei cittadini. Che è un disastro storico, perché non si può andare avanti con questi aumenti. Le famiglie non ce la fanno. Le industrie, artigiani, commercianti, questi rincari non possono superarli perché sono troppo onerosi. No, è un macello. Cosa vuole pensare? Disastro? Orribile. Non so dove andremo a finire, guarda, sinceramente. Speriamo bene che rimedino qualcosa perché quegli aumenti sono troppo oramai. È una gran vergogna con la vita che è oggi. Basta, non vi dico niente altro. È veramente una cosa pazzesca. Non si può assolutamente. E d'altra parte ci sono aumenti dappertutto, cioè costa, l'energia costa.
e chi ne paga siamo sempre noi alla fine. Ogni famiglia italiana si troverà a spendere circa 1.000 euro in più per le bollette in un anno, un vero e proprio effetto boomerang su tutta l'economia. Il caro delle bollette si sta facendo sentire soprattutto per quanto riguarda la merce, sia il dettaglio che l'ingrosso, e i clienti d'altronde devono affrontare questa emergenza del caro prezzo, e per cui i soldi sicuramente devono iniziare a contarli e badare a cosa acquistano e cosa spendono. Sì, si vede che c'è una bella differenza, proprio è tangibile, soprattutto sia sulle persone che per quanto riguarda ad esempio fornitori e tutto. E la gente guarda, gli fa gola tante cose, però c'è le cose primarie prima cioè le cose primarie, la carne, il pane, quelle cose là, per il resto viene dopo. E la parola d'ordine di quest'anno per molti sarà la rinuncia. Adesso non si va più a mangiare fuori, bisogna mangiare in casa. Bisogna fare delle rinunce a qualcosa che magari pensiamo che non è necessario, allora bisogna rinunciare per accumulare dall'altra parte. Bisognerà rinunciare a qualcosa. A tanto? A tanto bisogna rinunciare, veramente, stare attenti a tutto. E le difficoltà legate al caro bollette e ai mancati incassi riguardano e affliggono anche i ristoratori di Venezia, sia del centro che delle isole. Noi siamo andati a testare qual è la situazione, una situazione che è tutt'altro che semplice. È un periodo di crisi profonda per i ristoranti a Venezia, centro storico e isole. Il momento, alla vigilia di Carnevale, ma ancora dentro una situazione pandemica, è di grande difficoltà per gli addetti ai lavori. Non sono solo gli hotel ad essere in difficoltà, ma è l'intero comparto dell'ospitalità e dell'accoglienza turistica a sentirsi in ginocchio. Sentiamo Luca Prader, portavoce dei ristoratori veneziani e delizioso padrone di casa insieme alla moglie Gabriella del locale La Favorita, il ristorante della dolce vita veneziana. In questo momento la situazione a Venezia non è assolutamente bella. Ci sono un sacco di contagi, Lido lo stesso e anche le isole. Sperando che per metà febbraio i contagi diminuiscano, il carnevale possa portare un turismo straniero e sicuramente con l'apertura della bella stagione, come abbiamo già constatato l'anno scorso, ci sarà una ripresa, diciamo, da metà aprile. È sempre il virus a dettare le condizioni, nella speranza che da aprile la situazione possa essere migliore. E con il carnevale in laguna ridimensionato in formato ridotto si punta tutto sulla Biennale. Con l'apertura della Biennale so che ci sono molte prenotazioni sugli alberghi di Venezia e su Lido. Ho sentito che il Casino sarà riaperto per il centro congressi con un nuovo ristorante, in auspicio che la stagione possa, diciamo, prolungarsi anche per ottobre, metà novembre, che si allunghi la stagione. Sono in crisi anche i centri fitness, in generale tutto il mondo dello sport. Dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di limitazioni, lockdown, insomma, conosciamo bene quali sono state le difficoltà che hanno dovuto sopportare gli esercenti e i gestori, ad esempio, dei centri sportivi. Ebbene, da Padova parte una nuova interessante proposta al governo. La situazione è più che mai drammatica. In questo momento la pandemia ha tolto alle persone la possibilità, la voglia di frequentare i centri fitness e questo sta causando uno svuotamento delle nostre strutture che in questo momento sono in grandissima sofferenza. Ormai siamo 2 anni che lavoriamo in costante perdita e la situazione non è più sostenibile. 2 anni di stop o quasi per i titolari di palestre e centri fitness che fanno i conti con bilanci in rosso e prospettive che non accennano a migliorare. Un settore che ha perso dal 60 all'80% dei clienti, con notevoli ricadute anche sul piano del benessere fisico, come testimoniano i dati diffusi dall'OMS. €1 investito nell'attività fisica riduce di 6 volte le spese sostenute per le cure del Ministero della Sanità. Quindi muoversi equivale a stare meglio, equivale a spendere meno
per curarsi. I titolari si sono dati appuntamento a Padova per chiedere interventi per il loro settore al governo. Propongono voucher per la frequentazione delle palestre e sgravi fiscali con la possibilità di detrarre dalla denuncia dei redditi gli abbonamenti o gli ingressi nei centri sportivi. Presente la senatrice vicentina di Italia Viva Daniela Sbrollini. Qui non si tratta appunto di bonus o di una tantum, si tratta adesso di investimenti strutturali, di programmazione, perché altrimenti non puoi tenere aperta un'azienda, non puoi fare impresa, e soprattutto anche una campagna di comunicazione chiara, netta, efficace da parte del governo. Con i centri fitness, i centri sportivi in difficoltà, crolla di conseguenza anche la pratica sportiva tra i giovanissimi, tra i giovani, ma anche tra gli adulti in Veneto. Un allarme che lancia direttamente il CONI. Lo sport veneto sta male tutta la società, diciamo, civile, sta male lo sport nazionale, ma lo sport veneto sta soffrendo molto. Come ha detto il mio grande presidente Giovanni Malagò, oggi rischiamo a fine anno di aver perso il 50% delle società sportive, una cosa abnorme e astronomica. Le cifre sono quelle che fanno riflettere. In Veneto il Covid ha allontanato dalla pratica sportiva il 25-30% degli under 10, il 15% dei giovanissimi e il 50% degli over 30, numeri che potrebbero portare alla scomparsa di molte società sportive. Chi pratica sport un po' di quote di partecipazione le dà alle società. Le società in questo momento sono asfissiate da rosso profondo delle casse, dal dover rispettare i vari DPCM e tutte le normative che si susseguono costantemente, continuamente, dalla difficoltà del ritorno alla pratica sportiva, perché le visite mediche per chi pratica sport agonistico sono intasate e sovraccariche. Tutto questo imbuto, questo coacervo di cose, di aspetti organizzativi, burocratici ed economici fanno sì che lo sport veneto sta soffrendo molto. Intanto il CONI continua a sostenere le società con l'apertura di 5 sportelli, 2 già esistenti e 3 nuovi. Il SIS a servizio degli impianti sportivi, un servizio di consulenza fiscale, un servizio sull'alimentazione per sostenere gli sportivi e prevenire l'obesità infantile, un nuovo sportello psicopedagogico e uno sportello che sarà centro d'assistenza per i finanziamenti, per non lasciare inutilizzate risorse pubbliche. Tanta cronaca, tanta attualità e poi un tuffo nelle tradizioni del Veneto, tutto questo subito dopo la pubblicità. Ben ritrovati a Focus TG, in quest'ultima parte di questa edizione domenicale ci spostiamo a Bassano del Grappa per andare a parlare dell'iter per portare il Ponte Vecchio ad ottenere il riconoscimento di patrimonio UNESCO. Un iter, un cammino che subisce già un immediato stop, un primo grande ostacolo che arriva direttamente dal Ministero dei Beni Culturali, che boccia in maniera chiara e decisa l'idea portata avanti dall'amministrazione di Elena Pavan. Il Ponte Vecchio non basta. Il ponte da solo non è sufficiente a diventare patrimonio UNESCO. A dirlo è stato il Ministero dei Beni Culturali. A riferirlo è stata la prima cittadina di Bassano, Elena Pavan. Una porta in faccia, metaforica, alla scelta portata avanti da questa amministrazione, che ha ignorato l'idea di Rete Veneta, dei cittadini, fra i quali anche l'onorevole Germano Rachella, di proporre una candidatura collettiva che comprendesse, oltre al ponte, una visione allargata del centro storico di Bassano. Insomma, una cartolina di Bassano che, se spedita col timbro di tutti, probabilmente sarebbe arrivata a destinazione, magari sfruttando anche il filone dei patrimoni palladiani nei comuni limitrofi. Fare rete, fare squadra, concetti che non hanno colore politico né bandiera quando si tratta di tutelare il territorio. Invece
anche stavolta la scelta di correre da soli non ha portato lontano. Ormai in questi ultimi 3 anni, perché sono 3 anni di amministrazione Pavan, le cose che avevamo detto come minoranze sono molte, su molte cose siamo rimasti inascoltati e l'amministrazione e i fatti invece ci hanno dato ragione con il passare del tempo. Gravissima la situazione sull'iter UNESCO attivato in ritardo, nato da una querel tra la sindaca e il presidente della regione, che insomma dove non abbiamo fatto sicuramente bella figura il giorno della inaugurazione del ponte. Lì noi eravamo andati in consiglio comunale dicendo: guardate, se partite con questo iter tenete presente che c'è un vincolo indiretto su quell'area che non coinvolge solo il ponte. Parole inascoltate e suggerimenti rispediti al mittente dall'amministrazione Pavan, che adesso, in una sorta di mea culpa, apre alla collaborazione con la minoranza. Bisogna tornare a un'impostazione più larga, come avevamo detto noi. Poi scopriamo che il giorno di San Bassiano anche il sindaco dice che a questo punto, preso atto che non stanno facendo niente in tantissimi settori, in particolare sui lavori pubblici, il sindaco dice: non ci interessa portare avanti i progetti che non sono anche nostri, l'importante è fare qualcosa. Ecco. Però stiamo attenti perché nel fare qualcosa, quando si fa qualcosa senza nessuna idea, nessun retropensiero dietro, si rischia di fare le cose male. E adesso per un progetto che non sta facendo strada, diciamo, non sta andando lontano, cambiamo discorso, ma metaforicamente rimaniamo a parlare di strada, di percorso, di cammino, perché quella che vi andiamo a raccontare adesso è la straordinaria avventura che ha per protagonisti Cristian Moroni e la sua cavalla Furia. Un viaggio che è anche il segnale forte e preciso della volontà di mettersi in gioco e di cambiare vita. Cristian Moroni, con la sua splendida cavalla Furia di 16 anni, stanno attraversando il perimetro dell'Italia e dopo aver percorso già 2200 km sono arrivati al Lido di Venezia. Tanta era la paura di continuare a fare lo stile di vita che facevo. Ero terrorizzato. E mi chiedevo: ma io posso rimanere tutta la vita a fare quello che stavo facendo? Era una cosa che non mi dava soddisfazioni. Mi alzavo la mattina e non ero felice. Quindi ho detto: cambiamo vita. Ho lasciato tutto, ho chiuso con il passato, mi sto portando dietro degli strascichi che piano piano sicuramente dimenticherò, tranne che mia madre. Una storia questa di perfetta simbiosi tra uomo e animale. Il circo ippico Venezia Lido, con il presidente Roberto Teso, l'istruttore Fabrizio Lazzarotto e la numero 1 della Proloco del leader Palestina Barbara Pitteri, li hanno accolti con gioia e dato loro un riconoscimento. Il circo ippico di Venezia Lido è stato contentissimo di ospitarci. Purtroppo mi sono contagiato, quindi la mia quarantena e il mio isolamento l'ho fatto qui a Venezia Lido ed è stata una sorta di vacanza e fortunatamente, ringraziando il Signore, siamo ritornati a essere negativi. E ora, superato anche il Covid, pronti a ripartire, più forti che mai. Oggi siamo pronti per ripartire direzione Ravenna. E adesso, come promesso, facciamo un tuffo nelle tradizioni del Veneto, parliamo della festa di Sant'Antonio Abate. Cosa, Macio? Cosa è tutto che ti pronto qui? Tasi vai a sono rabbioso, ormai di Sambo e poi bucanga ancora a venire preta a benedirmi le vacche. Dimmi tia, fine mestieri sti qua. Non so, dimmi ti. Probabilmente perché adesso il sa che te che tanti ovi da targhe. Molto sì, no, devo stare attento perché se di qua, se per caso mi butta l'occhio sul quarto qua e mi canta gli uvi, le gioca, e mi spacca il quarto e dopo non canto più via, che tu figlio come case. Macio, Scotton dei Rechi ha anche ragione di arrabbiarsi, perché se non arriva il prete a benedire le stalle entro il giorno di Sant'Antonio Abate, cioè il 17 di gennaio, magari gli si ammalano le vacche, le capre e le galline, perché è importante. Pensate, avveniva così un tempo, si andava al mattino presto alla prima messa, portandosi del pane, del sale e chi non poteva almeno un po' di fieno e lo si faceva benedire e poi
alle 2 del pomeriggio lo si dava da mangiare alle bestie. Sant'Antonio Abate, che tutti conosciamo come il santo del Porcel, quello che ha il maialino. Maialino che nella simbologia rappresenterebbe la concupiscenza vinta spesse volte da Sant'Antonio Abate, ma che nella tradizione popolare diventa un po' il simbolo della fattoria, diventa il simbolo delle bestie. Pertanto, oltre ad essere il fondatore del monachesimo cristiano, è anche il protettore degli animali da cortile. Quelli da stalla invece sarebbero sotto la protezione di San Bovo, quello del 2 di gennaio. Ma non si estende in tutto il Veneto questa abitudine, e allora col tempo, visto che si iniziano a benedire le stalle dal 2 di gennaio fino al 17, San Bovo diventa suo malgrado anche Sant'Antonio Abate. Non a caso vediamo spesso nelle stalle appesa l'effigie di Sant'Antonio Abate, che è quello con il bastone, la campanella, il maialino e il fuoco. Scusa Popi, ti che te sei, ma come mai usciamo fu Sant'Antonio? Bella domanda, Macio. Si racconta che c'era un maialino particolarmente legato a Sant'Antonio e non lo lasciava mai. E questa bestia aveva freddo, così Sant'Antonio scese negli inferi, combatté contro i demoni e il demonio stesso per rubare il fuoco e poter così scaldare la sua bestiola, e con essa anche i contadini, gli uomini. Poi si racconta anche che l'avesse chiesto, che Sant'Antonio avesse chiesto a Dio di poter avere un elemento con cui riscaldare i contadini che gli faceva tanto peccato. Ma la spiegazione più attendibile dovrebbe essere questa. Nell'XI secolo un crociato portò le reliquie del santo in Francia. Avvenne che i popolani di quelle terre si ammalarono di un'affezione dolorosa, detta fuoco sacro. Non ci crederai, Macio, ma tutti affidarono le loro preghiere al santo in questione, vista la novità anche. Miracolosamente guarirono tutti quanti. E anche protettor dei femmine fiabe, le donne che non un po' svogliate, le donne che non hanno non hanno un gran vigore fisicamente e anche sessualmente, donne che inevitabilmente poi rimangono zitelle, e chi non riesce a trovare moglie o marito infatti si affida con delle preghiere al santo, pronunciando il tradizionale proverbio: ah, Sant'Antonio da barba bianca, fammi catar quello che me manca, da non confondere con l'altro Sant'Antonio, quello del 13 di giugno. Ma oltre a queste vi sono altre curiosità legate al santo. Nella notte di San Bovo gli animali hanno la proprietà della parola. È stata una concessione dovuta dal Concilio di Trento. Infatti, secondo tradizione orale, una volta gli animali parlavano sempre, poi col concilio la cosa venne ridotta alla notte di San Bovo. Se però accade che un uomo, per curiosità personale, sfida le leggi della tradizione orale e si reca nella stalla per ascoltare gli animali, può accadere che egli non abbia più un domani. Sant'Antonio è anche un po' uno spartiacque tra le festività natalizie e il carnevale, che è ormai imminente. Oltretutto forti del fatto che da Sant'Antonio si allungano le giornate. Da Sant'Antonio egli va al passo del demonio. Macio, visto che il prete non segna ancora arriva, una fettina e puenta e una de sábado, cosa disito? E anche con un numero scritto? Demo e ora. Demo. La cronaca adesso ci porta a Campolongo sul Brenta per una vicenda fortunatamente a lieto fine, perché è stata ritrovata l'87enne dispersa l'altro giorno dopo aver trascorso un'intera notte all'addiaccio nei boschi.
Teresa Mocellin, 87 anni, viva per miracolo. Questa è la storia a lieto fine di un'anziana di Valbrenta, di cui non si avevano più notizie da ieri alle 13, quando uscita di casa per una passeggiata non ha fatto più ritorno. Un paio di ciabatte, un bastone e una maglia a maniche lunghe. È così che ha affrontato il gelo di una notte di metà gennaio dopo essersi persa nel bosco. Nulla faceva ben sperare, ma questa mattina Teresa è stata ritrovata, sana e salva. Contro ogni speranza, nel senso che normalmente quando accadono episodi come questi, insomma, si aspettano sempre cattive notizie. Questo è stato straordinario sia per quello che è accaduto, nel senso che abbiamo questa persona anziana che già dal pomeriggio di ieri si è avventurata in sentieri di montagna per poi riparare. Addirittura sembra adesso, insomma, che in un momento di difficoltà abbia scelto di mettersi in un determinato posto per ripararsi. Una scelta che forse le ha salvato la vita, in attesa dei soccorsi attivi nella ricerca per tutta la notte. Stamattina è stata trovata, ovviamente non era partita attrezzata per passare una notte all'aperto con temperature rigide, e quindi per noi c'è un'enorme soddisfazione e anche l'occasione per ringraziare tutti quelli che si sono adoperati, in particolare la Protezione Civile di Campolongo sul Brenta, che unitamente ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino ha lavorato incessantemente tutta la notte per ritrovare questa persona, e ovviamente è stato un risultato, come dicevo, straordinario, inaspettato, perché raramente capita che una situazione come questa possa concludersi così positivamente. Sentieri, quelli verso la mezza costa che la signora Teresa percorreva da quando era bambina, cammini legati ai ricordi dell'infanzia, a quando passeggiava nel bosco per andare ad accudire gli animali, e forse è stato proprio quel caldo ricordo durante il freddo della notte a tenerla in vita. Altra notizia di cronaca, ci spostiamo a Thiene, dove un ghanese si dà allo shopping sfrenato nei negozi, peccato che i soldi e il bancomat non siano i suoi. Thiene, sono le 5 di sera quando un gioielliere del centro storico chiama il 112. Un ghanese sta effettuando alcuni acquisti nel suo negozio, ma c'è qualcosa di strano, di sospetto. Sta tentando di comprare un orologio con una carta di credito che riporta il nome di un cittadino di Thiene che l'orefice conosce benissimo, tanto da aver trovato il modo di telefonargli, ricevendo la conferma che la vittima è ignara di quanto stia accadendo a suo danno. Sul posto arriva una pattuglia radiomobile dei carabinieri di Thiene che coglie in flagranza il ghanese 42enne mentre utilizza le tessere bancomat e le carte di credito che non gli appartengono. Le indagini, immediate, permettono ai carabinieri di accertare che il giorno prima sia lo straniero che la sua vittima si erano recati nello stesso studio dentistico per sottoporsi ad alcune cure, e al termine la segreteria dello studio aveva consegnato per errore al ghanese il giubbotto del tienese col portafogli, le carte di credito e una somma di 550 euro in contanti. Una volta emerso l'equivoco, la segreteria dello studio aveva ricontattato al telefono l'africano che, però, aveva fatto perdere le sue tracce, iniziando a spendere il denaro e a fare acquisti con le carte elettroniche. Ora i militari trovano addosso al ghanese anche un'altra carta di credito, sempre intestata alla vittima, e la somma di circa 363 euro, oltre a un profumo da uomo e alcuni scontrini fiscali riferiti all'acquisto andato a buon fine, ma anche ad altri tentativi di transazione negata. In effetti, gli investigatori accertano che il ghanese, poco prima di essere bloccato, aveva provato a comprare una preziosa collana in oro in un'altra gioielleria di Thiene per un valore di 1.050 euro. Alla fine i carabinieri restituiscono sia le carte elettroniche che il restante denaro al malcapitato, che sporge denuncia e ringrazia i militari per il loro tempestivo intervento, che ha evitato conseguenze ben peggiori. Il ghanese, senza alcun lavoro, è stato arrestato in flagranza di reato e dopo l'udienza di convalida è stato sottoposto all'obbligo di presentarsi quotidianamente nella stazione dei carabinieri di Thiene. Prima di salutarci, una notizia che ci manda il nostro collega Francesco Ratai riguarda Gianni Di Marzio. I funerali del noto giornalista verranno celebrati martedì a Padova alle 15 nel Duomo cittadino. È davvero tutto, non mi resta che augurarvi una buona domenica, ringraziarvi per aver scelto ancora una volta l'informazione di Rete Veneta e vi do appuntamento a domani.